Buongiorno a tutti, laggiù ci sono le nostre valigie e questo è l'aeroporto di Cagliari Elmas. Tra poco si parte e vi racconterò, speriamo, una nuova bella grande avventura. Ciao! Vi mostro l'aeroporto di Cagliari Elmas, guardate, completamente deserto. Ci sono giusto 2 o 3 persone laggiù, tutto chiuso, non mi era mai capitato di venirci a quest'ora. Vediamo un po', dovrebbe essere le 2. Le 2. Lo vedete alle mie spalle? Questo è uno dei tanti aerei della Ryanair. La prima volta che ho viaggiato con questa compagnia è stato nel 2009 per andare in Irlanda e loro battono bandiera irlandese. Uno dei viaggi più divertenti in assoluto della mia vita e anche uno dei più belli, perché è la prima volta che mi spostavo dall'Italia da sola per questa avventura. Mi chiamavano sempre da tutte le scuole per insegnare inglese, non conoscevo neppure l'alfabeto e così ho deciso di iscrivermi a Cagliari in un'altra scuola cittadina e poi andare in Irlanda per cercare di imparare a parlare, perché la parte fondamentale di una qualunque lingua è quella di comunicare con gli altri. Bene, ora invece mi sposto semplicemente da Cagliari a Milano e poi vi racconterò del viaggio. Un bacione! Vedete l'arpa che è rappresentata nella coda dell'aereo? È il simbolo irlandese. Pensate che la più antica arpa d'Irlanda si trova conservata e esposta al Trinity College. Al Trinity College c'è un parco incantevole, con cigni, laghetti, veramente bello. Un viaggio in Irlanda merita, non per niente la chiamano l'isola di Smeraldo. L'Irlanda è chiamata l'isola di Smeraldo perché piove tantissimo e quindi lì tutto verde tutto l'anno, è molto diverso dai paesaggi invece che abbiamo in Sardegna, dove spesso non piove per lunghi periodi, per cui i colori sono decisamente differenti.